È venerdì 13 novembre, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E una buona mattinata anche da Marco Carli. Assieme a Marco Carli stamattina leggeremo ovviamente i quotidiani, prima quelli regionali e poi quelli nazionali, ma intanto ci sono le notizie in primo piano. Cominciamo ancora una volta con il rogo alle ciminiere. La Procura di Catania, come sapete, ha aperto un'inchiesta per incendio e disastro colposo. Sono state tante davvero le manifestazioni di solidarietà. L'Arcivescovo Renna si augura che presto si possa tornare nel centro alle normali attività. Il sindaco Trantino dice reagiremo, ma vediamo, facciamo il punto in questo servizio. Uno scheletro devastato dal fuoco è quello che rimane dopo l'incendio che ha colpito il piano superiore del teatro del centro fieristico Le Ciminiere di Catania. Tutto in pochi minuti e questa colonna di fumo a squarciare il cielo all'imbrunire. È stato un incendio che è partito dall'esterno del teatro, quindi un cosiddetto incendio di facciata, che si è propagato lungo questo involucro ligneo che avvolgeva interamente il teatro e ha aggredito in maniera molto significativa la cupola che, essendo interamente in materiale legnoso, a un certo punto ovviamente non ha retto, non essendo cemento armato, ed è collassato. Nessun ferito, ma si vuole capire la dinamica e le cause. La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta per incendio e disastro colposo. Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, dai social invita la città a non demoralizzarsi. Catania ha reagito a ben più tragiche calamità, ha scritto. Adesso è il momento di mostrare la nostra attitudine alla resilienza per ricostruire non solo un simbolo, ma un importante centro convegnistico. Solidarietà espressa dall'Arcivescovo Luigi Renna, che si augura che presto il centro possa riprendere la sua attività. Sul disastro è intervenuto anche il deputato Manlio Messina, che parla di colpo al cuore per un luogo simbolo di Catania. È il nostro dovere garantire che questo luogo torni presto a vivere e ad accogliere cittadini e turisti, ha detto. E ripartiamo anche dai quotidiani proprio da questa notizia, Marco. Ripartiamo dal nostro sito, Angelo, andiamo a vedere quello che scrive siciliaweb.it, perché è l'apertura del nostro sito con questo titolo: distrutti 2 piani del teatro, abbiamo salvato il museo. Ci sono le immagini proprio del rogo, l'incendio alle ciminiere domato solo all'alba, i vigili del fuoco, rogo partito dall'esterno, avete sentito anche nel servizio. Ovviamente c'è anche la notizia dell'apertura dell'inchiesta, video correlati che trovate sul nostro sito, oltre alle notizie che arrivano appunto dai nostri telegiornali. Vi porto invece sulla carta stampata per farvi vedere invece la prima della Sicilia, prima pagina del quotidiano, che con una fotonotizia va a riportare proprio quello che è successo l'altro ieri, con il titolo che è questo: Catania ferita, l'incendio alle ciminiere, le fiamme partite dall'esterno, come abbiamo letto anche sul nostro sito, l'ipotesi dell'errore umano, e già si parla di rinascita, per cui andando all'interno della prima pagina del quotidiano catanese andiamo a trovare proprio il titolo del tomo di Catania: l'incendio innescato dall'esterno, anche l'errore umano tra le ipotesi. Il giorno dopo il briefing con i vigili del fuoco, sabato però appunto questa rinascita che dicevamo, subito, immediata. Sabato riaprono i musei e Christmas Town si farà. Trantino incontrerà i deputati regionali e chiederà aiuto per la ricostruzione. È un tema che resta presente, questo, anche ovviamente in altre pagine sia del quotidiano La Sicilia che di altri quotidiani regionali, ad esempio quello che abbiamo detto e che abbiamo sentito nel nostro servizio con l'incendio partito da fuori. Questo sono le prime ricostruzioni. Tra le ipotesi al vaglio c'è anche l'errore umano, parla il comandante dei vigili del fuoco, il rogo nel teatro domato dopo 13 ore, intatta la sala del piano terra, bravi a evitare che le fiamme distruggessero altre zone del complesso, ed ecco perché si può ripartire con una certa velocità. Ti faccio vedere, Angelo, e poi ti ridò la linea, anche la pagina della Gazzetta del Sud. Non è un giornale di Catania, ma chiaramente dà spazio a tutto quello che è successo, anche perché è stata una notizia importante nelle ultime giornate. Il rogo che divora l'anfiteatro delle Ciminiere, e il tema fondamentale è quello della Procura che ha aperto l'inchiesta. Grazie Marco, adesso l'inchiesta sugli appalti per la sanità.
Nella giornata di oggi è previsto un nuovo giro di interrogatori. Il GIP sentirà il deputato Saverio Romano, mentre domani sarà la volta di Totò Cuffaro. Nuovo giorno, nuovo giro di interrogatori nell'inchiesta appalti della sanità. Tra i nomi spicca quello dell'ex ministro e deputato nazionale Saverio Romano. Domani quello più atteso all'ex governatore siciliano Totò Cuffaro, assieme ad Antonio Abbonato, Carmelo Pace e Vito Raso. Per tutti pende la richiesta di arresto su cui il GIP si pronuncerà nei prossimi giorni. Intanto PM e GIP lavorano sulle carte, calando nel contesto dell'inchiesta le timide ammissioni che sarebbero state fatte dalla presidente della commissione di assegnazione della gara da 17 milioni dell'ASP di Siracusa, Giuseppa Di Mauro, che avrebbe confermato che il rinvio dell'aggiudicazione era avvenuto su pressione dell'allora direttore generale dell'ASP, Alessandro Maria Caltagirone, e che i punteggi delle ditte partecipanti erano stati modificati. Fernando Aiello, consulente che avrebbe poi mediato tra l'impresa e l'azienda sanitaria, ha invece respinto ogni accusa. Poi si passerà al concorso per 15 stabilizzazioni all'ospedale Villa Sofia, partendo dall'ex manager dell'ospedale Roberto Colletti e continuando con Antonio Iacono, e infine della presunta tangente al consorzio di bonifica della Sicilia occidentale con l'interrogatorio del direttore generale Giovanni Giuseppe Tomasino e Alessandro Vetro. È un'inchiesta questa che tra oggi e domani ci farà capire quali potrebbero essere i nuovi risvolti. Avrà probabilmente appunto delle svolte e alcune di queste le troviamo, l'abbiamo sentite nel servizio di Emanuela Corsi, le troviamo anche nei pezzi che leggiamo sui giornali. Questo ad esempio è quello della Sicilia, perché il titolo è questo che vi leggiamo: quei pizzini di Totò Cuffaro, il fidato che dice le mani praticamente dappertutto. Oggi altro giro di interrogatori, come abbiamo sentito, preventivi dal GIP, è il turno del deputato Romano. Vi leggo anche l'avvio del pezzo di Laura Di Stefano: ognuno ha un tallone d'Achille e quello di Totò Cuffaro è la politica. Ho tentato di stare lontano ma non ci sono riuscito. La politica è la mia passione, ha detto più volte, una smentita rispetto a quello che aveva dichiarato uscito da Re Bibbia quando promise vino e volontariato. Martedì hanno sequestrato i soldi a Cuffaro e oggi, come sentivamo dal servizio, c'è il secondo round di interrogatori preventivi. L'attesa, anche mediatica, è per l'ex ministro e attuale deputato nazionale Saverio Romano, che è coinvolto nell'imputazione della gara ponte indetta a Siracusa. Sarà presente domani a Palermo anche l'ex direttore generale dell'azienda sanitaria Aretusea, Alessandro Caltagirone, ma si aprirà anche il capitolo consorzio di bonifica della Sicilia occidentale con il presidente Tomasino davanti al GIP. Allora, tutto questo, chiaramente questa inchiesta ha delle ripercussioni anche sulla politica, in maniera particolare sugli equilibri alla regione. Ieri è saltato il vertice all'Ars della maggioranza di centrodestra perché gli autonomisti di Raffaele Lombardo si sono defilati. Adesso questo vertice è stato rinviato a data da definire. Schifani, però, il governatore, ha incontrato i deputati della Democrazia Cristiana, ha incassato il sostegno dei deputati e anche degli assessori che sono stati in qualche modo esautorati, ma ci sono state anche delle pesanti critiche da parte di Cateno De Luca, il leader di Sud Chiama Nord. Allora vediamo e sentiamo questo servizio. Nessun vertice di maggioranza, tutto rinviato a data da destinarsi, formalmente per il forfait già annunciato dagli autonomisti di Raffaele Lombardo, che hanno fatto sapere che non avrebbero partecipato, ma in realtà c'è da ridefinire la maggioranza dopo l'estromissione dal governo dei cuffariani. Una situazione in divenire. Il governatore Renato Schifani ha intanto incontrato i deputati del gruppo della DC. I parlamentari hanno ribadito pieno e convinto sostegno all'attività del governo all'Ars, la totale lealtà e la presenza costante a supporto del percorso politico e legislativo intrapreso dal presidente Schifani, rinnovando piena fiducia nel suo operato. Acque però che restano agitate. Il leader di Sud Chiama Nord, Cateno De Luca, ha tenuto una conferenza stampa in cui ha voluto provocatoriamente mandare un messaggio al governatore. Il diserbante con quello che è lo strumento che è utilizzato in agricoltura e non solo per disinfettare, che comunemente viene detta pompa, perché bisogna liberare il sistema da incrostazioni che ormai sono denominate lobbizzazione dei servizi pubblici essenziali.
De Luca sottolinea: le dimissioni di Schifani a che cosa servono, a chi sono utili, non servono. Schifani è stato eletto dai siciliani. E Schifani ha il dovere, il diritto e l'obbligo, mi permetto di dire, di governare ed amministrare questa terra, ma di farlo con buonsenso e soprattutto cambiando quelli che sono gli elementi strutturali e patologici di questa terra. Allora, parole forti, quelle come sempre di Cateno De Luca, che ritroviamo immagino anche sulle pagine dei quotidiani, ma non solo quelle di De Luca. Parole forti e anche immagini forti, potremmo dire, perché lo ritroviamo appunto su tutti i quotidiani, l'abbiamo visto anche nelle immagini del nostro servizio, ma su la Sicilia, guardate qui, si vede nuovamente appunto De Luca e il diserbante a Schifani, con il sorriso appunto di De Luca: resti e ripulisca la regione. È un tema a margine, sicuramente importante, ma è un tema a margine perché poi la realtà è quella appunto del vertice saltato, con il retroscena che ci viene raccontato anche dalle pagine del quotidiano catanese, ma non solo, poi ne vedremo altre sugli altri quotidiani. Salta il vertice anche le nomine alla SAC, questo è il titolo che troviamo sulla Sicilia, che non si occupa solo di questo, ma anche di altro, come hai detto tu e come abbiamo sentito anche nel servizio Angelo. C'è anche l'incontro con Schifani per quanto riguarda la DC, che assicura sostegno. Opposizioni in convento, il gruppo dell'Ars compresi 2 ex assessori al rapporto dal governatore, ma sui territori gli alleati aprono l'avvertenza. Da oggi PD, Movimento 5 Stelle e controcorrente 2 giorni il ritiro nel palermitano. Esiste anche nella politica, Angelo, non solo nello sport. Bene, grazie Marco. Adesso vi facciamo vedere, vi raccontiamo la storia di quelli che sono i medici della cardiochirurgia di Taormina, che sono andati in Camerun, dove hanno aiutato, hanno compiuto molti, decine di interventi in 8 giorni per aiutare proprio i più piccoli che hanno problemi delle patologie cardiache. Sentiamo questo servizio e vediamo anche. Si è conclusa la quarta e ultima missione in Camerun del team del Centro di Cardiochirurgia Pediatrica del Mediterraneo di Taormina, diretta a Sasha Gati, impegnata nel progetto Cuori Ribelli. In 8 giorni di attività al General Hospital di Yaoundé sono stati operati 38 bambini affetti da gravi cardiopatie congenite, portando a 106 il numero complessivo di interventi eseguiti nel 2025. Noi abbiamo cercato di dare in questo anno il massimo che riuscivamo per loro, per mettere nelle condizioni migliori per affrontare, per continuare questa attività che è molto difficile, molto complessa e che ha bisogno continuamente di essere supportata. Per noi sicuramente è stato un grande impegno, non una grande fatica, ma sicuramente il risultato ti soddisfa e ti dà la grande voglia di continuare e di portare avanti un progetto al quale siamo fortemente legati. Il progetto, finanziato dalla Onlus Una Voce per Padre Pio con il supporto dell'ASP di Messina, ha consentito all'equipe del CCPM di Taormina di lavorare fianco a fianco con i colleghi camerunensi. Il giorno in cui è stato eseguito l'intervento numero 100, l'equipe ha ricevuto anche la visita della nuova ambasciatrice d'Italia in Camerun, Natalia Sanginiti, che ha potuto constatare di persona il clima di collaborazione e umanità all'interno del reparto. Durante la missione sono state trattate diverse patologie cardiache congenite, dalle più comuni fino ai casi più complessi, bambini che in precedenza non avevano possibilità di cura. La missione di Yaoundé si conclude, ma il team del Centro di Cardiochirurgia Pediatrica continuerà a portare speranza. A dicembre sarà per la prima volta in Benin, dove il diritto alla salute è ancora un privilegio. Torniamo di nuovo da Marco Carli, torniamo ai quotidiani regionali per vedere intanto le prime pagine, non solo quelle ma anche altri approfondimenti. Marco. Abbiamo visto la prima pagina della Sicilia, andiamo a vedere anche le altre prime pagine dei quotidiani regionali, partendo da Repubblica che apre con la notizia che abbiamo visto anche in precedenza su altri quotidiani, ed è questa: regione con Schifani che blinda la DC. Fratelli d'Italia chiede l'invio degli ispettori, il presidente incontri deputati
deputati dello Scudo Crociato, orfano ovviamente, lo ricordiamo, di Cuffaro, e si fa giurare lealtà. I meloniani invocano i commissari del Ministero delle Aziende Sanitarie investite dall'inchiesta. Ci sono altre notizie, ad esempio il pool di assistenti H24, al via la rivoluzione dei medici di famiglia, e poi già si parla di Capodanno, in questo caso a Palermo, Gali, Berteo, De Gregori, le proposte per il Capodanno. Ma andando avanti sulle pagine interne anche di Repubblica ritroviamo ancora la situazione del sistema Cuffaro, la galla avanti nel ciclone, il sistema Cuffaro non è entrato al comune, il sindaco conferma l'assessore indicato dallo Scudo Crociato, ma resta in attesa di sviluppi dell'inchiesta, opposizioni ovviamente all'attacco. Per quanto riguarda invece i deputati della DC, l'abbiamo visto, l'abbiamo letto anche su altri quotidiani, giurano lealtà al governo Schifani, con Fratelli d'Italia che vuole però gli ispettori romani. Il presidente incontra la pattuglia democristiana, interrogazione dei meloniani in Parlamento, commissari appunto nelle ASP, questo è quello che leggiamo su Repubblica Palermo. Vi dovevamo anche le altre prime pagine, perché i dettagli che troviamo ad esempio su Giornale di Sicilia e su Gazzetta del Sud sono diversi rispetto a quelli che abbiamo trovato su Sicilia e Repubblica Palermo, perché parlano di una questione legata agli immobili che erano della regione e che la regione proverà a riacquisire. Guardiamo il Giornale di Sicilia, la regione ci riprova 33 edifici da ricomprare. Si tratta delle sedi di uffici e assessorati vendute dall'allora governo Cuffaro, a proposito c'è comunque un collegamento, per fare cassa. 2 anni fa il primo tentativo naufragò, ora pronti in finanziaria 70 milioni. Nella manovra economica in arrivo all'Ars anche i soldi per aumenti a forestali ed ex precari. Il vertice fra Schifani e i deputati della DC con il sostegno confermato va in questo caso di spalla sul Giornale di Sicilia, sul quotidiano palermitano. Vediamo invece la Gazzetta del Sud. Anche in questo caso spesso sono collegate le notizie, però normalmente succede che un quotidiano si occupa di più delle questioni regionali, l'altro invece di quelle nazionali. In questo caso invece il titolo è relativo anche sulla Gazzetta del Sud a ciò che sta succedendo per quanto riguarda i palazzi. La regione vuole ricomprare i palazzi svenduti da Cuffaro e la rotta tracciata dal governo Schifani, che punta a investire 70 milioni di euro per riacquistare gli immobili ceduti nel 2007 in un'operazione che però era stata considerata in quel tempo fallimentare. La scelta consentirebbe all'ente regionale di risparmiare 17 milioni all'anno, è un tema significativo chiaramente in un momento in cui si parla di finanziaria. Ma vi dicevamo ci sono altri temi, oltre quelli legati al sistema Cuffaro, oltre quelli legati agli immobili appunto che la regione sta provando a riacquistare, oppure come abbiamo visto nel Catanese ancora il tema del rogo alle ciminiere. Ad esempio quello dei medici. Troviamo un articolo, l'abbiamo visto anche nella prima pagina di Repubblica Palermo, il pool di assistenti H24, al via la rivoluzione dei medici di famiglia. La prossima settimana si firma l'accordo, ma poi c'è anche le preoccupazioni chiaramente per quanto riguarda le guardie mediche. Basterà chiamare il numero europeo, una sorta di triage che destina la richiesta del paziente secondo la necessità. È quello che dovrebbe partire e che chiaramente da un lato, come tutte le novità, da un lato potrebbe rappresentare un bene, dall'altro appunto solleva dei punti interrogativi. Ci sono anche altre notizie sempre su Repubblica Palermo che vi riportiamo, come questa: picchiato davanti agli agenti, turista cieco aggredito di notte. Non è la prima volta che succede nelle nostre città delle aggressioni
ai turisti. L'episodio a Piazza Sant'Anna, i 6 poliziotti dicevano che l'aggressore correva troppo veloce. Questo è un altro dei temi che vi riproponiamo, con le foto appunto anche del ragazzo e degli infortuni riportati. Altro tema, abbiamo parlato dell'edilizia, quella regionale, cioè la regione che prova a riacquistare, a riacquisire degli immobili che possono essere parte integrante anche di un risparmio della regione siciliana. Ma poi c'è tutto un settore che riguarda l'edilizia, che non c'entra con il patrimonio pubblico della regione stessa, che è in affanno. Lo è da tanto tempo, ad esempio chiaramente nella rassegna stampa nazionale parleremo di questioni anche economiche, ma in questo caso c'è un settore delle costruzioni, come riporta la Gazzetta del Sud, che rischia una brusca frenata. Questo è il titolo che troviamo appunto su Gazzetta del Sud per ciò che concerne quello che succede nel ramo dell'edilizia. Uno studio commissionato dalla Filea CGIL Sicilia rileva la crescita fino al 2024, ma mette l'accento sulla possibile gelata, riflettori sul lavoro sommerso e sulla sicurezza. La difficoltà di assumere lavoratori specializzati nel 2019 era il 12,2%, ma oggi la percentuale, pensate, è salita al 47,6%. Anche questo è una situazione che chiaramente dopo il Covid ha assunto delle nuove tipologie anche di problematiche e anche di intervento, chiaramente, ma che è un problema che resta importante e che lo è ormai da qualche lustro. Chiudiamo questa parte della rassegna stampa con un tema ambientale che certamente fa discutere, di cui tante volte abbiamo parlato nei nostri telegiornali e che ritroviamo anche su Repubblica Palermo. Frane e mareggiate, la lenta scomparsa della spiaggia di Agrigento. Quella dell'erosione delle coste è un tema che è mondiale, ma ne risentiamo spesso in Sicilia, soprattutto appunto nelle zone del canale di Sicilia, in questo caso appunto nell'Agrigentino. Ritornando sull'articolo, sono 7 chilometri di litorale eroso, senza interventi la situazione peggiore, la pista ciclabile negli anni è stata praticamente inghiottita dall'asfalto. Ci sono tante foto che testimoniano le immagini della costa agrigentina devastata dalle mareggiate, della costa agrigentina che viene erosa appunto dalla forza del mare, e quasi la metà della costa è ormai inibita all'accesso a causa del dissesto che ha interessato proprio le strade che sono limitrofe alle coste e anche i ponti. Angelo. Grazie Marco. Fra poco torneremo da te, stavolta per leggere le notizie dai quotidiani nazionali, e saranno non solo notizie diciamo che arrivano dall'Italia ma anche dall'estero. C'è molto, immagino, sulla crisi economica evitata negli Stati Uniti. Insomma, si è trovato l'accordo al Congresso e Trump adesso chiede che questa cosa non avvenga più, però insomma ne parlerai tu magari di queste e di altre notizie che riguardano Trump in particolare. Adesso invece guardiamo il traffico. Le immagini ci portano in via Vincenzo Giuffrida, dove la situazione stamattina mi sembra particolarmente complessa, davvero piuttosto intenso il traffico. Vediamo anche dei lavori in uscita dalla città, con per l'appunto una deviazione che evidentemente crea qualche problema al passaggio delle automobili. Questa è la situazione in via Vincenzo Giuffrida in questo momento. Al Tondo Gioieni, qui mi pare di poter dire che siamo in una situazione di più tranquillità e scorrevole, sia in direzione Ognina, vedete proprio siamo sul Tondo Gioieni, sia le auto che viaggiano in direzione Policlinico e anche verso Mister Bianco con una certa fluidità. Adesso vi facciamo vedere anche la situazione sulla circonvallazione, però nel tratto più basso, prima di arrivare al Tondo Gioieni. Qui
come le immagini ci mostrano, in direzione Ognina c'è una coda legata probabilmente anche ad un semaforo che qui nelle immagini non vediamo, e le automobili che salgono da Via Lodorico da Pordenone e che si incrociano con quelle che arrivano da Viale Mediterraneo. Questa è la situazione del traffico su Catania. Adesso invece vediamo l'Etna, che continua come sempre al mattino a fumare, ma del fumo normale, l'attività diciamo ordinaria per il vulcano, che vi mostriamo anche dal punto di vista di Taormina. Qui c'è una splendida giornata con il sole che sta primeggiando davvero, nuvole ce ne sono ma sono poche, il golfo di Taormina, una splendida immagine, quella che ci restituisce questa mattina la nostra telecamera. Ci dobbiamo fermare, ma per poco, perché fra poco torneremo di nuovo insieme per, come detto, continuare a proseguire la rassegna stampa. Insieme a Buongiorno Sicilia e torniamo alla rassegna stampa con Marco Carli. Perché Angelo, come dicevi tu, prima ci sono tante notizie e anche tante aperture nei vari quotidiani nazionali. Si parte dall'estero perché c'è ad esempio il caso Epstein che fa discutere negli Stati Uniti, oppure la situazione legata allo shutdown, come dicevi tu prima, le prospettive economiche che migliorano nella crisi scongiurata, oppure la corruzione in Ucraina. Ma c'è anche un tema che tanti quotidiani italiani affrontano anche in apertura, che è quello legato ai nostri portafogli, perché aumenta il costo degli alimentari in modo considerevole. Dai dati dell'Istat 25% in più negli ultimi 4 anni, e questo chiaramente si fa sentire nelle tasche degli italiani, e tanti quotidiani aprono con questo. Non i quotidiani principali, cioè Corriere della Sera e Repubblica, che invece vanno ad aprire proprio con il caso Epstein, le mail su Trump, qua siamo sul Corriere, pubblici migliaia di documenti da parte dei democratici con il finanziere Virginia, stiamo parlando di Virginia Giuffre, per ore con lui in casa mia. La Casa Bianca parla di fango diffuso appunto su Trump, i messaggi rivelati, sa cosa facevo con le ragazze, appunto torna il nome di Giuffre. Vi dicevo degli altri titoli, come ad esempio la corruzione in Ucraina e l'ira di Zelensky via 2 ministri, oppure anche l'asse molto importante, almeno in questo, ed è importantissimo, sono d'accordo, Meloni e Schlein, l'asse tra le leader sulle violenze. E poi c'è anche lo sport, perché a parte che stasera c'è la nazionale italiana in una partita non certo difficile, stiamo parlando di calcio con la Moldova, ma c'è anche Musetti Alcaraz alle ATP Finals a Torino, con Sinner intanto che ha battuto Zverev volando in semifinale. Andiamo ad approfondire qualche notizia sempre attraverso le pagine del Corriere della Sera, ad esempio per quanto riguarda lo scandalo Epstein, con Trump per ore con Giuffre. Questo sarebbe il tema delle mail diffuse dai democratici, sapeva delle ragazze, i democratici pubblicano alcuni documenti e il presidente che dice vogliono solo distrarre la gente. Anche da altro ne parleremo poi fra poco, quando andremo proprio sui temi economici. Mentre per ciò che concerne invece l'Ucraina, eccolo qua il titolo: il re delle tangenti, in fuga dalla legge, l'amico che imbarazza il presidente, è l'uomo chiave. Mindik, latitante da lunedì, produceva gli show dell'ex comico. C'è una situazione delicata in Ucraina in un momento storico che tutti conosciamo, appunto, in cui c'è una guerra da fronteggiare. E poi chiaramente ci sono tante altre notizie che ritroviamo a livello nazionale sui vari quotidiani, compreso appunto il Corriere della Sera, come questa, vi abbiamo visto, vi ho fatto vedere in apertura, c'è anche il tema legato all'educazione sessuale nelle scuole, sfruttare i femminicidi, bagarre in aula su
su Valditara, l'attacco alle opposizioni sull'educazione sessuale a scuola, con il PD che parla di un ministro irresponsabile. È stato uno scontro in tal senso. Ma ritornando al tema che vi dicevamo in precedenza, quello di Trump, lo ritroviamo anche su Repubblica. Vi dicevo che i due quotidiani principali nazionali aprono con il caso Epstein, lontano dalla nostra realtà, ma che comunque crea scandalo. Rivelate mail del pedofilo morto suicida, Donald sapeva delle ragazze, ora a casa mia con Giuffre, la Casa Bianca non ha fatto niente di male, fango dei Demeresi, pubblici appunti 20.000 documenti. Repubblica e Corriere, mentre invece tanti altri quotidiani, vi dicevamo, aprono con un'altra notizia, quella legata al costo della spesa fondamentalmente, quello che mettiamo ogni giorno, ogni settimana quando andiamo a fare la spesa all'interno del carrello, che negli ultimi 4 anni è salito più dell'inflazione come costo, ed è il tema che riportano appunto tanti quotidiani, come ad esempio proprio il Fatto Quotidiano, che rimanda tutto a ciò che sta succedendo nell'est dell'Europa, l'effetto Ucraina sull'energia, il cibo che ci costa il 25% in più. Sono dati dell'Istat, pensate, e le verdure il più 32,7%, latte, formaggio e uova il più 28,1%, il pane più 25%. Negli ultimi 4 anni i prezzi dei prodotti alimentari sono cresciuti molto più dell'inflazione, a causa, secondo il Fatto Quotidiano, del conflitto. Il caro spesa colpisce soprattutto famiglie, ovviamente, con redditi bassi, anche perché gli stipendi, se ne parla tanto in Italia, no? Adeguare gli stipendi spesso e volentieri restano gli stessi con i costi che aumentano inevitabilmente, ed ecco perché diventano problemi delle famiglie, ed ecco perché Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica, apre con gli affanni di famiglia, non solo ovviamente i consumi, le cure sanitarie, ma l'ansia che tutto questo trasmette, per cui il 60% dei nuclei ha problemi di ansia, pesano le rinunce su cure sanitarie e consumi, e sull'intelligenza artificiale la richiesta di un patto mondiale per il rispetto dei bambini, per cui un disagio psicologico per le incertezze sul futuro e l'impoverimento che deriva appunto anche dai costi che ogni famiglia deve affrontare. Questi costi diventano tema anche del PNRR, con il Messaggero, la revisione salvafondi, il primo via libera dell'Europa alla richiesta dell'Italia. Le risorse confluirebbero in 4 depositi per interventi post 2026, ma anche qui, guardate, Istat, rincari record degli alimentari, aumenti del 25% in 4 anni. È un tema che, come spesso succede, diventa anche politico, con un rimbalzo e rimpallo di responsabilità fra l'opposizione e la maggioranza, in questo caso soprattutto dall'opposizione alla maggioranza, e dunque rincalli folli nel carrello della spesa, con l'ultima patrimoniale, questo intanto il titolo, e poi la spiegazione della notizia, l'ultima patrimoniale che occulta che Meloni finge di non vedere. Le cure sanitarie diventano un lusso per molti, le accise che aumentano, i salari al palo non bastano. Per gli italiani c'è un'altra patrimoniale occulta, i rincari del più 25% in 4 anni sui beni alimentari che il governo finge di non vedere. Questo sottolinea la notizia. Vi dicevamo, è l'apertura di tanti quotidiani, come l'Altra Voce, che addirittura proprio va a sintetizzare quello che sta succedendo a livello economico, con il boom appunto dei prezzi alimentari, il più 25% in 5 anni, 4, Istat, le famiglie a basso reddito sono più colpite, e poi c'è la fuga dei cervelli che costa al Sud 4 miliardi. Questo è un altro tema che ritroviamo, a proposito di economia, sulle pagine del Sole 24 Ore. A parte l'Europa ai massimi, per tanti motivi, perché Piazza Affari appunto tocca la soglia dei 45.000 punti per la prima volta dal 2001, pensate, per cui sono passati 24 anni, il tema è questo
quello di cui discutevamo prima, la crisi economica che negli Stati Uniti attraverso una firma è stata bloccata, l'imminente fine appunto dello shutdown negli Stati Uniti, che alimenterebbe l'ottimismo e fa portare appunto le borse ad un più che non si registrava, soprattutto a Milano, da tantissimi anni. Ma ci sono altri temi che troviamo appunto sul Sole 24 Ore, ad esempio questo, che è un tema legato al Censis e alle Confcooperative, con i giovani in fuga dal Mezzogiorno. Questa emorragia, questi ragazzi che decidono di non vivere più nel Mezzogiorno d'Italia, nel Sud Italia, provocano allo Stato 4 miliardi di costi in più. 170.000 ogni anno dal Sud Italia, se ne vanno 134.000 studenti e 36.000 laureati. Il tutto si traduce in un costo di oltre 4 miliardi che grava purtroppo sulle spalle del Meridione d'Italia. Angelo. Grazie Marco. Prima di fermarci vi do un aggiornamento. I carabinieri di Trapani, con il supporto anche di unità cinofile del locale comando della Guardia di Finanza, ma anche dei Vigili del Fuoco, hanno arrestato 2 persone per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, possesso di arma clandestina e ricettazione. Durante questa attività sono state sequestrate oltre 1 chilogrammo di cocaina, 50 grammi di crack, una pistola e anche dei soldi in contanti. Chiaramente aggiornamenti su questa notizia nei prossimi telegiornali. Ci fermiamo adesso, breve sosta e poi i primi ospiti di Buongiorno Sicilia di questa mattina. Eccoci di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia. Allora, i primi ospiti. Buongiorno, grazie per essere con noi alla dottoressa Grazia Pennisi, che è la portavoce del Questore di Catania. Buongiorno. E anche ad Alessandro Fangano, che è presidente dell'Unicef di Catania. Perché siete insieme questa mattina? Perché c'è un progetto che va avanti ormai da un quarto di secolo, posso dire, un quarto di secolo, quindi festeggia le nozze d'argento quest'anno, del calendario della polizia. Un calendario che ogni anno si propone sotto tantissime vesti, e da un punto di vista diciamo culturale, ma anche da un punto di vista diciamo civile, per quello che può riguardare tutti noi, e poi c'è l'aspetto benefico, la solidarietà. A questo svilupperemo tutti questi temi. Sono 2 film importanti, quello di Settimo Benedussi e di Guido Stazzoni, che fotografano quello che è poi anche l'aspetto umano, perché dietro la divisa ci sono degli uomini, ci sono delle donne. Esattamente. Innanzitutto buongiorno a tutti e grazie per l'invito, per averci dato la possibilità di presentare questa bellissima iniziativa, un calendario che quest'anno si ispira ad un'idea ben precisa, ossia l'umanità dietro la divisa. Infatti gli scatti realizzati da questi 2 importanti fotografi sono scatti che da un lato ritraggono poliziotti e poliziotte nelle loro attività quotidiane, alcune specifiche della Polizia di Stato, pensiamo ai controlli nelle stazioni, negli aeroporti, le attività della Polizia Postale. Dall'altra parte però, accanto a queste bellissime fotografie collettive a colori, abbiamo dei ritratti in bianco e nero di singoli appartenenti a quel gruppo, con anche delle brevi dichiarazioni che riguardano la loro vita personale e anche le motivazioni che li hanno spinti ad entrare a far parte della famiglia della Polizia di Stato e quindi mettersi al servizio della collettività. Allora, al servizio della collettività c'è sicuramente l'Unicef, no? Perché fa tanto sì, per i più piccoli, per i bambini. E uno dei progetti, perché sono 2, adesso spiegheremo anche l'altro, uno dei progetti che i proventi della vendita del calendario vanno a finanziare è proprio dedicato all'Unicef. Cosa fate voi per l'Unicef quest'anno? Sì, è come diceva prima, un progetto di 25 anni, quindi ormai è rodato, collaudato, funziona bene ed è una bellissima partnership. Noi quest'anno abbiamo deciso di destinare fondi a un progetto che si chiama WASH, in inglese significa insomma lavare, ed è un acronimo per indicare tutti quei progetti che hanno a che fare con l'igiene, la mancanza d'acqua soprattutto, e la mancanza di impianti igienico-sanitari,
quest'anno si è deciso di destinare i fondi allo Zambia, che è una nazione poverissima, tra le più povere al mondo, e in cui i cambiamenti climatici stanno incidendo in modo molto grave, con siccità molto prolungate, che ovviamente significano anche i problemi molto gravi di carestie, di raccolte che non riescono a maturare, e poi c'è un problema di malattie, tanti bambini e tante bambine hanno anche l'HIV, quindi è una situazione veramente grave. E grazie a questo progetto noi portiamo l'acqua nei villaggi, l'acqua nelle scuole, perché la cosa importante è che è un progetto che cambia la comunità, cioè noi riusciamo a destinare soprattutto l'acqua per lavarsi le mani, perché sono cose che magari sono poco note perché se ne parla poco. Ma per noi è un gesto ma il lavaggio delle normale. mani, il semplice lavaggio delle mani salva milioni di vite. C'è anche una giornata mondiale dedicata al lavaggio delle mani, ma se i bambini non hanno l'acqua per farlo, purtroppo diventa un esercizio un po' di retorica. Per cui grazie a questi progetti riusciamo a portare l'acqua potabile nei villaggi e soprattutto nelle scuole, nelle poche scuole attive, perché lì i bambini possono lavarsi le mani, che sembra una cosa un po' per noi occidentali scontata, invece quei luoghi sono dei presidi anche di igiene e di cultura. Anche perché insomma Perché lavarsi le mani come lavarsi le significa mani. poter evitare tantissime patologie, tantissimi germi vanno via lavando le mani in maniera, anche se non accuratissima, però molto spesso si salvano, diciamo, delle vite e si evitano delle patologie. Ma c'è un altro progetto che è legato proprio al calendario di quest'anno, si chiama Marco Valerio, questo progetto. È un progetto di assistenza della Polizia di Stato alle famiglie, quindi soprattutto rivolto ai figli di poliziotti e poliziotte, ragazzini minori che hanno delle patologie croniche particolarmente gravi, e diciamo, si tratta solo di uno dei canali di acquisizione di fondi per il piano di assistenza Marco Valerio, che è appunto un piano continuativo, quindi poi nel corso dell'anno vengono organizzate anche altre iniziative, altri eventi che servono a finanziare questo piano assistenziale e che poi incarna quello che è lo spirito della Polizia di Stato, il nostro motto, esserci sempre, quindi esserci sempre anche al servizio di chi ha bisogno, al servizio della collettività, e proprio per questo parte del ricavato delle vendite del calendario sarà destinato a questi progetti solidaristici e di beneficenza. Vorrei tornare all'Unicef, perché abbiamo detto 25 anni. 25 anni immagino sono state realizzate tante e sono state anche concretizzate, no? Prima diciamo pensate, poi sviluppate e poi realizzate. Qual è quello che, diciamo, in questi 25 anni ha cambiato in qualche modo, ha dato una marcia in più? Secondo me, anche proprio per una questione di numeri, l'impatto che abbiamo avuto sul progetto COVAX, cioè che ha distribuito milioni di vaccini, perché in un momento in cui si mette in dubbio l'efficacia vaccinale, noi abbiamo ormai dati incontrovertibili scientifici sull'importanza dei vaccini, e in una delle annualità di questo calendario il ricavato è andato proprio sul progetto vaccini, e lì abbiamo veramente influito sulle idee di tanti. Il processo di distribuzione dei vaccini è molto complesso ed è un progetto in cui Unicef è veramente specializzato, perché c'è la catena del freddo da rispettare, dei tempi tecnici dal frigo all'iniezione, e farlo a Catania è diverso da farlo a Nairobi, per cui grazie a questi fondi noi riusciamo a anche migliorare le nostre infrastrutture, il nostro sistema di logistica, i medici in campo, i volontari, e credo che l'impatto dei vaccini alla lunga, con i risultati noti, cioè noi debelliamo delle malattie endemiche in tantissimi paesi, credo che questo sia l'impatto migliore. Poi penso anche quello sulla Nigeria, ma in 25 anni abbiamo veramente fatto tanto, perché non sono cifre simboliche o limitate, parliamo di milioni di euro che ha sviluppato questo calendario, quindi immaginate quante vite abbiamo cambiato insieme. Allora io vorrei tornare proprio al calendario. Come si può acquistare questo calendario? Perché chi ci ascolta magari vorrebbe farlo, ma forse non lo sa.
Certamente, allora innanzitutto è possibile acquistarlo in questura, vi sono dei calendari in conto vendita, è però bene prima chiamare all'ufficio relazioni esterne attraverso i numeri che si trovano sui siti internet della questura di Catania, daremo tutte le spiegazioni necessarie, in particolar modo serve il pagamento di un bollettino alle poste o in banca. Dal 17 novembre invece sarà acquistabile anche sullo store di Amazon, sulla pagina Unicef, e in particolar modo mi preme sottolineare che vi sono due versioni del calendario, una versione da parete al costo di 8 euro e una versione invece da tavola al costo di 6 euro. E quindi insomma c'è la possibilità di scegliere anche in che modo si vuole contribuire, magari uno non può attaccarlo alla parete, è più comodo quello per averlo sul tavolo e allora quello potrebbe fare al caso. Prima di salutarci, perché il tempo passa velocemente, però io volevo tornare di nuovo all'aspetto umano dell'agente di polizia che sta accanto a tutti noi ogni giorno nella quotidianità. Sì. Molte volte magari si ha quasi timore a rivolgersi al poliziotto e chiedere non solo un'informazione ma segnalare qualcosa. Questo è, insomma, bisogna entrare in sintonia sempre di più. Esattamente, la finalità quest'anno degli scatti fotografici è proprio quello di far vedere che accanto alla vita professionale esiste la vita privata di quel poliziotto, di quella poliziotta, spiegando, raccontando un po' quella che è anche la sua vita, quindi abbiamo la storia di un'atleta paralimpica, la storia di una poliziotta che è anche mamma e deve fare tanti sacrifici per cercare di mandare avanti la famiglia, la storia bellissima nel mese di dicembre di un poliziotto del reparto mobile di Padova che è figlio di genitori immigrati dal Bangladesh e lui è nato in Italia e oggi fa parte della Polizia di Stato, indossa con orgoglio la divisa e proprio dichiara che il suo sogno è quello di servire la collettività e l'Italia. Insomma, sono delle belle pagine che troverete dentro questo calendario, il calendario della polizia. Il prossimo progetto di Unicef Catania. Lasciamo stare il calendario per un attimo, 30 secondi li dedichiamo a quello che fate sul territorio. Sì. Allora, intanto il 20 novembre celebriamo la giornata mondiale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. In tante città abbiamo chiesto alle amministrazioni di illuminare un monumento di blu, il progetto Go Blu, e chiediamo proprio alle amministrazioni, Catania in primis, di pensare sempre ai bambini nel momento in cui vengono prese delle decisioni, di farlo ascoltandoli. Perché uno dei diritti contenuti nella Carta dei diritti che festeggiamo il 20 novembre è proprio quello all'ascolto dei giovani e dei bambini. Quindi chiediamo questo all'amministrazione. Bellissima iniziativa, allora grazie ancora per essere stati con noi, alla dottoressa Grazia Pennisi, portavoce del questore di Catania, grazie anche ad Alessandro Fangano che è il presidente dell'Unicef di Catania. Buon lavoro, in bocca al lupo. Ci fermiamo per pochissimo, parleremo fra poco di un argomento che non dico fatico a capire anch'io, però lo spiegheremo e cercheremo di renderci utile perché è per tutti utilissimo. L'indebito assistenziale. Un esperto ci dirà che cos'è questo termine, cosa significano queste due paroline messe assieme. Restate insieme a noi. Ben ritrovati i nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo, giornata di giovedì stabile e soleggiata sul nostro territorio, solo un po' di variabilità a tratti tra Liguria e Toscana. Ma diamo subito uno sguardo alla situazione attesa in Sicilia. Per la giornata di giovedì splenderà ovunque il sole con cieli in prevalenza sereni, ventilazione a tratti moderata con mari calmi o poco mossi, contesto climatico mite con valori massimi anche fino ai 22 gradi. Dando uno sguardo poi alla situazione attesa per la giornata di venerdì, il contesto tutto sommato resterà invariato, contesto che sarà appunto di stabilità atmosferica con solo nubi innocue di passaggio, ventilazione a tratti moderata con mari calmi o poco mossi e temperature massime che non subiranno particolari variazioni, anzi su alcune località saranno in rialzo. Per saperne di più c'è l'app di Trebi Meteo. Siciliaweb.it si rinnova. Più informazione, notizie in tempo reale, i telegiornali, gli approfondimenti e le dirette di Antenna Sicilia e Telecolor. Più passione, lo sport e il Catania raccontati come nessun altro.
più emozione, con i grandi eventi in diretta e con l'intrattenimento delle nostre produzioni TV. Siciliaweb.it. Ogni giorno, in libertà, ovunque tu sia, con un click. Siciliaweb.it. Connessi con il tuo mondo. Bentornati a Buongiorno Sicilia, in studio con me c'è Stefano Di Giacomo, buongiorno. Buongiorno. E che rappresenta l'Unione Nazionale Consumatori di Modica. Delegazione di Modica. Delegazione di Modica. Allora, stamattina ho detto prima, parliamo di indebito assistenziale. In termini molto semplici che possono essere capiti da tutti, che cos'è questo indebito assistenziale? L'indebito assistenziale non è altro che una richiesta effettuata dall'INPS a cittadini, in questo caso persone invalide, persone che percepiscono una pensione di invalidità o l'assegno sociale o un assegno di invalidità e che si vedono richiedere dall'INPS tutte le somme erogate per gli anni precedenti. Indebito appunto perché sono somme non dovute e assistenziale perché riguarda il sistema dell'assistenza italiana. Allora, che cosa significa in termini pratici? Sì. Se una persona a un certo punto riceve questi soldi che aveva ricevuto prima ma continua a riceverli, può esserci durante questo tragitto, diciamo così, che la sua condizione economica possa venire a variare anche di poco? Sì, anche di poco, ma anche di tanto. Perché che cosa è accaduto praticamente in questi anni? Che intorno agli anni 2020 la Corte di Cassazione, che sappiamo è il massimo giudice in Italia, ha stabilito un principio. Questo principio prevede che l'INPS può modificare o revocare una prestazione per il futuro perché a una certa data accerta che quella persona superava il limite di reddito per avere diritto alla pensione di invalidità. Ma lì la Cassazione dice che l'INPS però non può chiedere indietro le somme che ha erogato. Quindi questo è il principio importante perché molte persone si vedono ricevere delle lettere in cui l'INPS chiede la restituzione di 10, 15, addirittura abbiamo avuto casi di oltre 30.000 euro. Ma immaginiamo che cosa può accadere in quel momento. Le chiedo scusa, ma l'INPS può d'ufficio avviare questo prelievo? Che ne so, io nella mia pensione, faccio un esempio, ricevo 800 euro di pensione abitualmente. A un certo punto l'INPS, siccome si è accorta che mi ha dato qualcosa in più, al mese decide di trattenere 300 euro. Allora, purtroppo l'INPS lo fa formalmente attraverso una propria procedura interna. L'aspetto però positivo è che nel momento in cui facciamo il ricorso in tribunale, l'INPS viene in questo caso condannata a restituire tutte queste somme che ha trattenuto. Con interessi anche eventualmente? Interessi legali, ma sono veramente minimi in quel caso. Allora, che cosa deve fare una persona che si dovesse trovare, speriamo mai, in questa situazione? Allora, innanzitutto non allarmarsi. Magari contattare un esperto che si occupa di questa materia, andare a vedere effettivamente perché l'INPS ha richiesto quella restituzione di somme e poi l'aspetto più importante è capire se quella persona era in buona fede quando ha ricevuto i soldi. Cioè cerco di spiegarlo meglio. Se la persona ha presentato la dichiarazione dei redditi nel corso degli anni, praticamente ha comunicato alle amministrazioni finanziarie dello Stato i propri redditi. Ed è lì l'errore, perché l'INPS sostiene invece che avrebbe dovuto comunicare questi redditi all'INPS. Da qui si crea quel problema, perché la persona è in buona fede. È una sorta di conflitto fra due enti, diciamo così. Che è assurdo, perché si tratta sempre di amministrazioni dello Stato. Ed è proprio lì l'aspetto importante, che se il cittadino, l'invalido, ha presentato le dichiarazioni dei redditi, era in buona fede. Essendo in buona fede, poi un problema dell'INPS è che l'accertamento lo fa in ritardo e in questo lasso temporale non si possono chiedere indietro le somme. E se per caso l'INPS le avesse già trattenute, come dicevamo, una volta ottenuta la sentenza positiva è possibile chiedere la restituzione di tutto. Allora, le faccio un'altra domanda. Capita soltanto con diciamo il sostegno per la disabilità? Oppure può capitare semplicemente con una pensione? Ecco, allora qui è importante fare la distinzione tra sistema assistenziale e previdenziale.
Noi oggi parliamo dell'indebito assistenziale, proprio perché ci sono le sentenze della Corte Costituzionale che tutelano il sistema assistenziale. Si dice che si tratta di persone indigenti che a causa di una determinata necessità devono essere tutelate, proprio perché queste somme venivano utilizzate per esigenze che vengono definite di carattere alimentare, cioè le somme dell'invalidità chiaramente vengono utilizzate per acquisti di beni di prima necessità. Nel sistema invece previdenziale purtroppo non si applica quello che abbiamo detto, quindi nel sistema previdenziale... No, così facciamo chiarezza per chi ci sta ascoltando da casa, sì. È soltanto per l'assistenza. Per l'assistenza, sì. Questo è un concetto, diciamo, importantissimo. Importante. E la procedura per cui insomma, si va a stoppare è una procedura che deve essere avviata da un esperto, diceva lei, e quindi ci si deve rivolgere ad un avvocato, ci si deve rivolgere a un CAF, ci si deve rivolgere ad un'associazione di consumatori? Allora, è molto importante secondo me rivolgersi a chi conosce esattamente la materia, perché molto spesso i CAF e i patronati sostengono che la somma va restituita, ma non perché sbagliano, ma perché applicano quella che è la norma richiamata dall'INPS. L'avvocato che si occupa della materia invece sa che ci sono tanti principi giurisprudenziali, tante sentenze che dicono l'opposto e che quindi tutelano in questo caso il cittadino. Noi, posso dire, il metodo che utilizziamo, noi quando ci contatta un cittadino che viene presso la nostra sede, tra l'altro noi lavoriamo in tutto il territorio siciliano, quindi abbiamo avuto sentenze in tutta la Sicilia, che cosa accade? Noi andiamo prima a valutare la lettera, cerchiamo di capire con il cittadino se vi è la buona fede, quindi se ha rispettato determinati passaggi in quegli anni. E quali sarebbero questi passaggi? L'aspetto più importante è vedere se ha fatto la dichiarazione dei redditi. Se non l'ha fatta... Ipotizziamo che sia una persona anziana che percepisce anche la pensione, e accanto a questo c'è questo sostegno assistenziale. Perfetto. Diciamo che le persone arrivate a una certa età, andando avanti negli anni, non sono obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi. Che cosa succede in quel caso? Perché quello è il momento, diciamo... Sì, quello è anche abbastanza complicato, perché quando non vi è l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi, lì la sentenza dice che i redditi che sono conoscibili o conosciuti dall'INPS. Quindi che cosa significa? Che se le uniche prestazioni vengono pagate dall'INPS, vuol dire che l'INPS sapeva già i redditi di quella persona, quindi quella persona non era tenuta né a fare dichiarazione dei redditi né a comunicare i propri redditi all'INPS. E questa è una delle situazioni che, ahimè, si verifica più di frequente, devo dire la verità. E io proprio su questo volevo battere, perché magari sa, una persona che si ritrova in quelle condizioni, in quel momento si vede costretta in automatico, visto che c'è anche il prelievo forzato, fra virgolette, cioè in automatico, accetta quel prelievo, diciamo, quel taglio che è in debito in questo caso. E se andava avanti con 800 andrà avanti con 400, con 550, che è davvero complicato per una persona che già ha tanti altri problemi, perché sappiamo che una persona già che ha poche risorse economiche, che non sta bene da un punto di vista, diciamo, della salute, significa aggravare moltissimo sulla propria... Ma lei ci può fare un breve esempio, qualcosa di reale? Allora, penso ad esempio a un caso che abbiamo avuto proprio qualche settimana fa. Abbiamo ottenuto la sentenza, in questo caso positiva. Praticamente era una persona invalida con il 100% che non ha mai comunicato i propri redditi all'INPS. Dopo 10 anni l'INPS invia una lettera e gli chiede la restituzione di oltre 32.000 euro. Somme veramente ingenti. Immaginiamo persone che vivono con 340 euro al mese. E la persona ci contatta, andiamo a vedere appunto il suo caso e ci rendiamo conto che non aveva altri redditi. Non avendo altri redditi, l'INPS sapeva già che l'unica prestazione era l'invalidità. L'INPS che cosa sosteneva? Che il signor Alessandro, con nome di fantasia, non avesse comunicato all'INPS i propri redditi. Noi ovviamente abbiamo portato avanti la tesi secondo cui i redditi già l'INPS li conosceva, quindi non è necessario comunicare questi redditi. Tra l'altro, dirò di più, c'è anche una circolare dell'INPS stessa che dice che se i redditi sono noti, la persona non deve fare nulla. Nel momento in cui abbiamo fatto il ricorso in tribunale, il giudice in questo caso ha annullato integralmente il debito, che diciamo è di oltre 32.000 euro, e restituite quelle somme che purtroppo l'INPS aveva trattenuto. Tra l'altro dirò anche di più, molto spesso mi contattano persone che
hanno già effettuato un piano di rientro, perché allarmate da questa situazione vanno al CAF e fanno un piano di rientro per pagare magari delle piccole quote. Anche in questo caso è possibile annullare il debito, quindi non va considerata come un'accettazione del debito, ma si può annullare e sempre chiedere la restituzione di tutto. Abbiamo chiarito insomma che ci sono gli strumenti per tutelarsi di fronte magari ad una situazione ingiusta e quindi c'è la possibilità, ci sono gli esperti che possono intervenire e fare recuperare quello che spetta e che non doveva essere assolutamente toccato. Grazie per averci chiarito tutti questi dubbi, grazie a Stefano Di Giacomo dell'Unione Nazionale Consumatori, la sezione di Modica, ma la trovate anche a Catania, la trovate a Palermo, la trovate a Messina, in tutte le città diciamo della nostra regione. Grazie ancora, buon lavoro. Ci dobbiamo fermare per pochissimo e adesso andremo a parlare della cucina italiana che si propone per diventare patrimonio immateriale dell'UNESCO, ma ne parliamo con uno chef d'eccezione. Restate con noi. Eccoci di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia. Ho anticipato già che sarebbe stato con noi un grande chef. Buongiorno a Sebi Sorbello, buongiorno. Buongiorno, grazie di essere con noi. La curiosità stamattina è tanta perché la nostra cucina italiana, quella nostra mediterranea, diciamo così, e anche quella tradizionale in maniera particolare, si propone come patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO e c'è stato anche un primo sì. Sì, assolutamente sì, un primo sì, era anche ora, ecco, noi lo aspettavamo con ansia e con tanta gioia, perché la cucina italiana lo merita a grandi leve perché è riconosciuta nel mondo. E quando si viene in Italia si programma di vedere musei e di girare ristoranti e grande street food e altro, però che proprio racchiudono l'essenza delle grandi tradizioni siciliane e italiane. Quali sono le peculiarità per cui l'Italia sta chiedendo questo riconoscimento? Perché evidentemente per avere un primo sì ci sono dei presupposti. Assolutamente sì, ma perché la cucina italiana viene riconosciuta come una cucina di cultura e di aspetto sociale. Perché innanzitutto facciamo un passo a ritroso. Da dove arriva questa cucina italiana? Arriva da 3 grandi strade che sono quelle della cucina contadina, la cucina delle tradizioni, la cucina delle nostre nonne, arriva dalle tradizioni religiose, perché in Italia ad ogni festa ci è associato un cibo, un piatto o anche più di uno, e arriva dalle grandi case nobiliari, quindi abbiamo 3 provenienze meravigliose dove si fonda proprio la grande tradizione della cucina italiana. E allora io quello che adesso chiedo, prima di arrivare alla data di dicembre, il mese prossimo, ci sarà la decisione finale, se non dico male, in India, a New Delhi. C'è il rischio però che in qualche modo la nostra cultura, la nostra tradizione, i nostri piatti, diciamo così, carichi di tanta storia, possono essere in qualche modo trascurati dalle nuove generazioni, non sostenuti? Domanda giusta e pertinente, assolutamente sì, e puntuale. Il rischio c'è perché le nuove generazioni vertono tra cucine che hanno contaminazione da tutto il mondo. La cucina si deve ammodernare, sì, anche la cucina tradizionale, però dobbiamo stare attenti a inculcare, a far capire alle nostre nuove generazioni, ai giovani, che la grande cucina italiana va tutelata, la cucina della tradizione, la cucina delle nostre nonne e mamme va sempre portata in tavola tutti i giorni, anche perché è la cucina più riconosciuta a livello mondiale, quindi perché noi stessi non dobbiamo riconoscerla? Allora dobbiamo fare un appello a queste nuove generazioni perché non disperdano il patrimonio enogastronomico, perché anche i vini fanno parte della nostra cultura, del nostro paese. E insomma,
quando si vede la nonna, quando si vede qualcuno più grande fare un piatto, bisogna carpire i segreti, bisogna conservare questi segreti per tramandarli. E certo, poi i segreti sono anche estremamente facili, perché i segreti della cucina italiana sono le grandi tradizioni, ma sì i grandi ingredienti. Come noi dicevamo prima, una pasta al pomodoro in Sicilia nel mese di giugno, fuori diretta, no? Fuori diretta, il mese di giugno, con un pomodoro straordinario baciato al sole siciliano, un olio eva, un basilico, ha già fatto tutto e ha portato in tavola veramente quella che è una grande cultura gastronomica e sociale, perché la cucina italiana è sociale anche nei propri contenuti, perché stravolge quello che è proprio l'uso e il modo della cucina internazionale. Nel resto delle nazioni si mangia un antipasto all'inizio che loro chiamano starter e poi un main course, un secondo. Noi mettiamo il primo è unico, identitario, è italiano, è straordinario e tutti ce lo invidiano, perché la pasta nel mondo è diventato uno dei piatti più consumati dopo la pizza, e quindi rendiamoci conto che siamo veramente grandi e che tutti ci imitano. Ma l'Italia, che chiede questo riconoscimento, potrebbe essere il primo paese ad avere questo riconoscimento? Sì. Sarà il primo paese, io dirò, io sono ottimista di mio, sarà il primo paese perché è un riconoscimento dato a una cucina italiana. Ci sono altri riconoscimenti nel mondo date a alcune tradizioni di cucina religiosa, alcune tradizioni di cucina regionale, ma non esiste ancora nessuna nazione che abbia questo riconoscimento. E io da buon patriota dico che noi siamo veramente quelli a meritarlo, quindi forza cucina italiana e forza Italia. No? Quello è, tifiamo tutti, siamo praticamente con l'Italia dall'8 al 13 di dicembre in India, a New Delhi. Ci sarà questa, diciamo, plenaria e dall'UNESCO dovremmo sapere e sapremo certamente come andrà a finire. Però, visto che ci siamo, ormai stiamo parlando della nostra cucina tradizionale, quale potrebbe essere un piatto siciliano che potrebbe rappresentare la nostra regione proprio in questo contesto? Se c'è già un piatto per ogni regione che sono stati identificati oppure è proprio la cucina in generale? No, è la cucina in generale, non sono stati dati di piatti, ma proprio un processo culturale, sociale, è proprio quello che il dossier in primis dice. Ma il piatto che può rappresentare la Sicilia, io da un buon catanese non posso che dire, anche perché ne sono innamorato, della pasta alla norma. Rappresenta proprio l'essenza stessa dei colori, dei profumi, delle stagionalità e dei sapori siciliani. Questo sicuramente, allora noi tifiamo per la cucina italiana e per la cucina siciliana in modo particolare. Prima di salutarci, ormai oggi è il 13 novembre, ci manca poco al Natale, non posso non fare una domanda su quello che potrebbe essere un piatto particolare per il prossimo tenuto conto della nostra tradizione, attenzione, assolutamente perché sì, altrimenti non dobbiamo dimenticare quelle che sono le nostre radici. Io dico che secondo me nelle tavole del Natale non può mancare la nostra scacciata e tennea. Scacciata che le nostre nonne non facevano mai mancare perché dava odore di casa, di questo che adesso si dice comfort food, ma per noi è proprio l'odore di casa delle nostre nonne. Quando si accendeva questo forno a legna e poi entrava questa schiacciata fatta con la salsiccia, fatta con i broccoli, con le erbe spontanee dell'Etna. In questo momento l'autunno sull'Etna dà spontaneità straordinaria perché ha raccolto il calore dell'estate e con le piogge emana questa mineralità negli ingredienti, quindi le spontaneità delle verdure in questo periodo è straordinaria. Una buona schiacciata sa tanto di famiglia e di calore. Vabbè, insomma, a quest'ora del mattino parlare di queste cose, però voglio dire, ma ci può essere e poi chiudiamo, cioè una variante rispetto a quello che abbiamo detto piatto tradizionale, ma una variante cosa potrebbe essere un'aggiunta rispetto a quello che è tradizionale, cioè la tuma, abbiamo detto prima la salsiccia, quale potrebbe essere un'eventuale variante? L'eventuale variante è quella con le castagne. Noi abbiamo perso un po' l'uso delle castagne nella cucina salata, ma io mi ricordo che la mia nonna nel sugo metteva in questo periodo qualche castagna che lo addolciva. E allora perché non fare una scacciata con le verdure di campo e l'aggiunta delle castagne? Straordinaria, stagionale e proprio che richiude l'Etna nella sua espressione
autunnale. Grazie davvero a Sebi Sorbello per questa idea, devo dire che la metterò in pratica, cercherò di farla mettere in pratica per il prossimo Natale, però tifiamo sempre per la nostra cucina. Ricordiamo che il prossimo dicembre sarà, ormai diciamo sarà, sì. Dai, ormai ottimista. Ci lanciamo, sarà insignita di questo titolo dell'UNESCO come patrimonio culturale immateriale. Grazie davvero e speriamo di poter raccontare poi magari dopo. E infatti, ci vediamo per la festa. Cosa è successo e faremo anche festa. Adesso noi ci dobbiamo fermare appena un attimo e partiamo con la sigla, perché la nostra trasmissione cambia tema da un momento all'altro. È il momento di leggere le stelle, lo facciamo assieme a Marco Amato, c'è già la sigla pronta. E allora ci colleghiamo subito con Marco Amato. Buongiorno Marco, ben trovato, bentornato. Una bella tazzina stamattina con un bel fiore in primo piano. Che cosa ci dicono oggi le stelle? Oggi fiore rosso scarlatto per il nuovo taglio di Elisa Toffoli. Elisa, la cantante, festeggia 30 anni di carriera e 10 album e proprio in questa settimana ha iniziato il suo tour partendo dal Forum di Assago. Uno dei look più importanti e rivoluzionari che ha adottato è proprio quello attuale, perché ha fatto un taglio abbastanza corto di un rosso scarlatto. 47 splendidi anni per questa regina della musica italiana e produttrice anche, e si rifà questo look in maniera sbarazzina, tra l'altro facendo assolutamente benissimo i conti con l'età e uno splendore. Qual è il suo segno zodiacale? Una Sagittario, rappresentato da un centauro. I centauri in antichità erano metà uomo, metà cavallo, e avevano una conoscenza dalla loro di segreti che legavano l'uomo e la natura, quindi conoscevano i rimedi e farmaco e l'uso officinale delle erbe, per cui probabilmente, come ogni Sagittario, sa perfettamente che a volte è meglio una tisana che non un gin tonic. Le auguriamo comunque auguri per i suoi 30 anni di carriera. Oggi, parlando di astrologia, la luna è saggia e riflessiva, si rifugia in Vergine e tenta di dare un po' di ordine a tutto il resto dello zodiaco, ne beneficiano soprattutto i segni di terra. Ariete, è una luna che fa placare i bollenti spiriti, proprio perché non vi stimola più del trigono e non vi manda troppo in esuberanza. Toro, ottima e vantaggiosissima per voi, una luna risolutrice che vi dà conferme e tante belle notizie. Gemelli, per voi è una luna di quadratura, per cui oggi dovrete essere un po' col senso del limite un po' più sviluppato, per cui date viaggio. Cancro, per voi è una luna ottima, una luna che parla di comunicazione e di relazioni affettive. Leone, è una luna di prospettiva, ora si guarda alla concretezza, alle risorse economiche e a cosa fare delle proprie potenzialità. Vergine, protagonisti della giornata con questa luna veramente molto forte, una luna che subito si opporrà a Saturno e Nettuno, per cui vorrà chiarire quello che rende caotico l'andamento lavorativo, quindi un confronto con i colleghi, ma anche familiare se è il caso. Bilancia, per voi è una luna un po' pensierosa perché dietro di voi, quindi accende la vostra parte emotiva. Oggi un po' più sensibili, più fragili. Scorpione, ottimo e compatibile, parla di amici e di lavoro in team. Tra l'altro si collega pure a Venere. Oggi è una bellissima giornata per gli Scorpione. Sagittario, è di quadratura per voi, riguarda il lavoro, per cui qualcosa vi fa sentire oppressi e schiacciati, voi scalpitate e fuggite, in quello siete bravissimi. Capricorno, per voi è una giornata splendida e vantaggiosa da un punto di vista lavorativo, ma anche in quello affettivo. Dovreste però dedicare un po' più tempo al partner, perché Saturno e Nettuno dicono che forse vi perdete un po'. Acquario, per voi oggi è una giornata piena di fantasia, di estro e di creatività. Incontrerete una persona che non vedevate da tempo, il vostro senso delle amicizie risale. Pesci, per voi è una giornata abbastanza di confronto che misura tempi e valori, per cui oggi sarete un po' più controllori del solito, sempre molto empatici e salvifici. E detto questo, vi auguro una splendida giornata, augurando peraltro alla nostra cucina di essere premiata per come deve, per cultura e per tradizione. Viva le scacce, le castagne nella pasta a fagioli. Buongiorno. Grazie anche per i tuoi consigli gastronomici.
molto bene, ci vediamo domani per i consigli del fine settimana delle stelle. Torniamo da Marco Carli perché adesso c'è un'appendice dedicata allo sport. Pillola di sport doppia in questo caso, la prima è di natura locale, nostra, ma importante, legata al Catania, che come sapete seguiamo ovviamente nei nostri telegiornali, nelle cronache e nelle telecronache a Telecolor. Su Torre del Grifo è arrivata nel tardo pomeriggio di ieri la notizia della PEC da parte della curatela. È una notizia importante che troviamo sul nostro sito siciliaweb.it, la comunicazione che è arrivata, la curatela che ha formalizzato al Catania l'aggiudicazione definitiva di Torre del Grifo per la cifra di 5 milioni e mezzo, così parte quello che è tutto l'iter procedurale che porterà poi all'assegnazione e alla gestione, ovviamente già assegnato, ma alla gestione della struttura di Torre del Grifo. Mi risulta che il Catania vorrebbe chiedere l'accesso anticipato in modo da poter avere, insomma, nei prossimi 60-70 giorni anche a disposizione i 2 campi in erba per poter far allenare la squadra, ma di questo ovviamente approfondiremo anche nel corso dei nostri telegiornali, ma l'obiettivo ovviamente è quello. Sapete che ci sono 120 giorni di tempo, il Catania vorrebbe abbreviare un po' queste tempistiche e riuscire a sfruttare, a tornare a casa durante questa stagione e godersi così l'ultima parte della stagione proprio a Torre del Grifo per gli allenamenti. Andiamo invece sulla Gazzetta dello Sport perché tramite la Gazzetta vi faccio vedere quello che succederà stasera, perché è una serata bella da vivere per gli amanti dello sport, perché c'è il calcio di sicuro, anche se la partita non è difficilissima, anche se l'Italia ormai difficile non è, però è delicata. È delicata, è vero, ma anche se l'Italia sembra condannata ormai a questi play-off possibili. Prova mondiale comunque, perché c'è un nuovo sistema di gioco, 4-4-2 per questa partita, e la foto dei 2 attaccanti, dei 2 giocatori che giocheranno lì davanti, che sono Raspadori e Scamacca. Ma l'apertura della Gazzetta dello Sport è per Sinner, che quasi senza fatica, così sembrerebbe almeno vedendolo, ma realmente non è, si sbarazza di Zverev nell'ATP Finals di Torino. Boom boom Sinner è il titolo, è già in semifinale e adesso bisognerà vedere stasera, perché appunto la serata sportiva presenta anche una bellissima sfida fra Musetti e Alcaraz, che certamente sarà seguita dagli amanti dello sport e del tennis in particolare. Bene, grazie Marco per il tuo contributo, ci rivediamo con Buongiorno Sicilia domani alle 8 del mattino. Vi lascio i programmi della rete, a tutti voi l'augurio di una buona giornata.